Signore e signori, dal nuvolone delle feste in paradiso, Radio Fa Buon Sangue presenta l'eterna edizione del Festival della canzone italiana di San Pietro. Ce lo racconta in diretta la signora in giallo. Eccoci qua cari amici, in ascolto in diretta con Radio Fa Buon Sangue. Oggi puntata dedicata al Festival della canzone italiana. Avremmo voluto essere in diretta con qualche Avis o Fidas dalla città di Sanremo, ma abbiamo trovato traffico, un po' di code in Liguria e ci siamo fermati a Voghera. Partiamo prima in assoluto la prossima volta, dai. Cosa c'è? Pronto? Canterini, assassini, canterini. Signora Fletcher è tornata. Questa signora è davvero incredibile, riesce a passare da un mondo all'altro senza problemi. Felicissimi di sentirla, carissima signora in giallo, anche in questo periodo di Sanremo. Enrico e Filippo, cari giocosi, anche qui dal paradiso sono riuscita a stabilire un contatto via Eden con voi. Yes, ho sentito le vostre lamentele sul Festival di Sanremo. Ci deve essere un dettaglio che mi è sfuggito. Beh, è sempre il solito dettaglio. Lei ci spia. Comunque sì, parlavamo con Filippo, vero? Sì, del Filippo? Festival di Sanremo. Oh, ma benissimo, cari. Sapete che io vi voglio bene. E qui in paradiso c'è un sacco di gente. Non mancano mai occasioni di fare delle cose. Oggi vi stupirò. Il grande capo mi ha affidato il compito di presentare il Festival della canzone paradisiaca di San Pietro. Yeah, Sanremo, San qui Pietro. nel nuvolone delle feste al teatro Ding Dong. Fate una copia allora di Sanremo nostra, una brutta copia. Il nostro è l'originale. È vero. La coppia è, semmai, è quella vostra di Sanremo. Vabbè. Sta arrivando Mike Buongiorno. Salve signor Mike Buongiorno, che ci fa lei qui? C'è la signora in giallo, ne approfittiamo, cosa dici? C'è Enrico? Mike, scusa, Mike buongiorno, ha presentato per me 11 volte il Festival di Sanremo, ne approfitti, scusi, Signora Fletcher, benvenuta al mio Festival della canzone paradisiaca di San Pietro. È già suo. E vai, allegria! E con Evviva. questo fanno 12 edizioni 12. presentate, ma ne manca un'altra. E pareggio con Pippo Baudo. Vedi. Vabbè, tanto qui ne faccio quante ne voglio. sicuro. No! Mike, sono io che dovrei presentare. Me l'ha detto il capo. Ma chi è? Il mio caro amico Berlusconi? Non è No! Non è Arriverà! Arriverà. Non si sa ancora quando, ma Chi lo sa? arriverà. Comunque Mike, se ne vada Se ne per vada. cortesia. Se ne vada. Ma che dice signora in Niente, giallo? non se ne va. Ho iniziato nel figurati, 1963. il pedigree è lungo. Non mi ricordo Aiuto. chi vinse quell'edizione Finisce e male. con che titolo. A dire la verità, Qui va non mi ricordo padellate, neanche la canzone. Pensi Fletcher che ne ho presentati 5 di fila. Stringa Mike. Sentiamo. Nel 1964 non ho l'età. Se piangi, È lungo. se ridi. Nel 1965 sì. mentre nel 1966 Modugno e nel 1967 Nel 1967 Cos'è successo? Aiuto. nel 1967 non pensare a me. Ma no signora, che fa Mike buongiorno? Io lo sapevo che finiva Povero così. Mike. Comunque signora, In fondo, cari ragazzi giocosi, tutti hanno in mente una canzone per Sanremo. Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono la signora in giallo o Fletcher. Ci deve essere un dettaglio che mi è sfuggito. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi
Daci il braccio. Signore e signori, dal nuvolone delle feste in paradiso, Radio Fa Buon Sangue presenta l'eterna edizione del Festival della canzone italiana di San Pietro. Ce lo racconta in diretta la signora in giallo. Siamo in diretta con Radio Fa Buon Sangue questa settimana con il nostro Festival della canzone italiana. Non è della città di Sanremo, no, ma bensì dal paradiso. Esiste il Festival della canzone paradisiaca di San Pietro, altro che Sanremo. E chi mai lo presenterà? Scopriamolo. Chi mai? Senti un po'. Chi sarà mai? Pronto? Pronto? Ah. Pronto? Assassini! Dai. Assassini! Canterini! Canterini è tornata. Lei è davvero incredibile. Appena preso a padellate il povero Mike Buongiorno, Filippo. Poteva presentare insieme con lui il festival dalla sua, era un'opzione non da poco. Enrico e Filippo, ma cari giocosi, qui dal paradiso le visioni sono diverse e io sono molto più serena. Sì. Mike sta bene. Diciamo che per un po' dormirà. Nel frattempo, non può morire. Ti presento il cantante, il secondo cantante che sta arrivando. Bellissima, bene, favolosa. Yeah. Sentiamo chi è. Ma certo, cari, il nostro Festival della canzone qui nel nuvolone delle feste del teatro Ding Dong è spettacolare. Non abbiamo bisogno di grandi scenografie, luci, fiori, basta un tocco del grande capo ed ecco che tutto cambia. Meraviglioso, chissà cosa ne penserà Pippo Baudo se è qui che ci ascolta, Pippo Baudo non è qui. Non bisogna accettare. Ed è meglio che resti lì dov'è. Perché... Signora in giallo ha paura di perdere il posto di presentatrice? Ci deve essere un dettaglio che mi è sfuggito. Chissà. Ma ecco, sta arrivando la prossima cantante in gara. Che grande artista, Mia Martini. Ci sarebbe un applauso. Signora Fletcher, che onore, grazie di avermi invitato al Festival della canzone paradisiaca di San Pietro. Mi piacerebbe raccontare di mia sorella Loredana per te. Ma sa, ne avevo altre due sorelle, Leda e Olivia. Capisco, ma non ho molto tempo. Sono in diretta con Radio Fa Buon Sangue. Con chi? Con Enrico e Filippo. Per cortesia, Mimì. Bene, facile, non ti conosco. Amico Filippo, chi? Guardi che io e Loredana abbiamo intrapreso entrambe la carriera musicale che ci ha portato a diventare due delle più grandi interpreti italiane di tutti i tempi. E insieme all'amico di sempre Renato Zero abbiamo condiviso una lunga gavetta fatta anche di insuccessi per gli uomini. Allora, gli uomini non cambiano. Ma non si può neanche fare una domanda. Ma scusi, ma che fa anche con Mimì, una signora, una delle più grandi artiste? Cari ragazzi giocosi, gli uomini non cambiano. E neanche la signora in giallo. Anche lei non cambia. Adesso, caro Enrico, siamo arrivati al momento fatidico. Bene, abbiamo l'ospite dell'associazione, vero? No, ben di più. Abbiamo il collegamento con lei, la signora Fletcher. Oh mio Dio, no! Sì, perché come ormai sapranno i nostri ascoltatori, si sta svolgendo il Festival della canzone paradisiaca con lei che presenta. Addirittura lei? Sì, è proprio lei. Assassini! Pronto? Concorrenti assassini! Guardi signora, mi pare che lei stia un po' esagerando. Se va avanti così non resta più nessun concorrente in gara. Ma cosa dite, miei cari giocosi? Non si fanno gare qui, tutti uguali. Tutti uguali. Avete sempre voglia di scherzare. Invece, come direbbe Mike, adesso è la volta di un bravo cantante emergente.
Rino Gaetano! Come direbbe Mike se non fosse addormentato da una padellata. Che bello, è lì con voi Rino, è bravissimo. Pensa Filippo che le sue canzoni sono ancora suonatissime anche nelle pubblicità. Sì, è un grandissimo artista italiano, della musica italiana. Ma certo, questo me lo ricordo anch'io, perché mi ha dedicato una canzone. È vero Rino? Davvero? Quale? Quale? Beh sì, sapete che io sono la signora in giallo e lui cantava sempre giallo, 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 sosteneva tesi e illusioni. Ma no signora, guardi che la mia canzone faceva Gianna e non giallo. E poi fece, non regge più la tua bontà, non regge più la mortalità, non regge più il tuo garbo franco, non regge più il morto sulle porte, non regge più tutti i banditi, regge più i ladri in corte, non regge più e di duelli, regge più e gli spioni, i furbacchioni, i papponi, i cosa? Dai. Copioni! Rompi copioni. Io ho capito. Ma no, signore, io ho capito un'altra cosa. Comunque non gli ha lasciato nemmeno il tempo di finire. No, ragazzi, Gianna o giallo, ma la festa è finita! Evviva la vita! Evviva! E rieccoci qui, caro Filippo, ci colleghiamo di nuovo con il nuvolone delle feste del teatro Din Don, dove è in corso il Festival della canzone di San Pietro, sai? Sì, della canzone paradisiaca. Pensa che roba. Pensa che roba. Assassini! Dai. Pronto? Assassini canterini! Niente caro Enrico, non ne veniamo fuori. No. Vediamo adesso chi presenta la signora Fletcher. Quale concorrente avrà? Carissimi giocosi, sta arrivando da una nuvola lontanissima un cantante che mi dicono ha scritto tantissime canzoni e una è più bella dell'altra. Lucio Battisti! Wow, lontanissima perché è un bel po' in là. Siamo contentissimi che abbia Lucio lì con lei. Ha scritto la colonna sonora di generazioni e generazioni di canzoni italiane. Sì. Infatti, io leggo qui alcuni titoli dalle sue canzoni. Anna e Marco, l'anno che verrà. Futura! Ma no signora, io credo che lei sia sbagliata. Controlli bene il foglio perché forse le sta confondendo con Lucio Dalla, un altro grandissimo cantautore italiano. Le canzoni sono quelle sue. Non si può dire niente. Un dettaglio che mi è sfuggito. Ma si tratta della stessa persona, Lucio, e siccome qui di luce ce n'è troppa, forse maybe l'addetto stampa ha invertito il nome. Ce l'ha detto Stampecheria. Sì. Lo faccia cantare e noi riusciamo subito a capire di chi si tratta. Dai. Dai Lucio, canta, fai e senti. 10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me voglio dimenticare. Signora, lei si sta sbagliando, ha capito? Ha capito chi sono? Adesso le spiego chi erano le 10 ragazze. Tu hai capito? Sì, ho un vago ricordo. Ma preferirei sentire un'altra canzone. Secondo me non gli piace la canzone. Non mi spieghi nulla. Senta, signore Giallo, le voglio far capire il significato di 10 ragazze per me. Ha capito? Signor Battisti, noi le consigliamo di non insistere. Attenzione. Ma senta, signore Giallo, dice una la voglio perché sa bene bal. Non ce la fa. Balbettare! No, signora Fletcher, l'ha bloccato la prima ragazza. Neanche a 10. Avete ragione, infatti non credo sarà la sua ragazza, ma solo un'avventura! Sì. Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono la signora in giallo o Fletcher. Ci deve essere un dettaglio che mi è sfuggito. Donare sangue è un bene per te e per gli altri.
Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.